Oggi la domanda dell'incontro è a che cosa serve la politica. Molti direbbero a nulla, visto che a comandare oggi sembra che sia la finanza e che a salvare l'Italia ci sta pensando un governo di tecnici. Lei che cosa risponde? Beh, nel libro cerco di spiegare che la politica naturalmente serve a tanto, ma dipende da che cosa fa. Perché in realtà la politica serve soprattutto a distribuire la ricchezza, ma non a produrla. La produzione di ricchezza è data da una società che a seconda della sua capacità organizzativa, creativa, imprenditoriale, eccetera, è quella che poi fornisce il montepremi da distribuire. Il ruolo della politica è quello di stimolare oltre che di distribuire ricchezza. Solitamente questo si fa poco. Senta, oggi lei parla ai giovani. Che cosa si sentirebbe di dire in questo momento ai giovani italiani, ai tantissimi precari, per esempio, a chi sta anche pensando di andare via dall'Italia? Guardi, è un discorso naturalmente molto complicato, c'è tutta una parte che riguarda appunto, come lei diceva, il fatto che molti giovani brillanti sono poi obbligati ad andarsene via perché non trovano qui non solo i soldi ma anche quell'ambiente giusto per fare ricerca. Questo è comune, ci sono del resto dei libri su questo che raccontano bene le esperienze personali. E anche il precariato poi può essere aiutato da una società ricca. In fondo io cercherò di spiegare in questa conferenza che noi abbiamo oggi una miriade di professioni, quelle del terziario, che si regolano proprio sulla capacità di produrre ricchezza. Quando è nato mio padre, 2/3 degli italiani erano nei campi, lavoravano la terra. Oggi il 5% degli italiani fa l'agricoltore. Gli altri non producono più, cioè 2/3 degli italiani non producono né oggetti né cibo, spesso neanche servizi, vivono di professioni intellettuali, ma questo lo possono fare se la società funziona. E perché la società funziona bisogna ci sia educazione, organizzazione, ricerca, merito, perché la nostra è una società dove viene premiata l'appartenenza più che il merito e questo è uno dei gravissimi problemi che spero il governo affronti nel modo dovuto. Senta, Edoardo Boncinelli qualche giorno fa ha fatto un parallelo, no, in un'intervista tra la democrazia e la scienza. Secondo lei che rapporto c'è oggi? Strettissimo, direi che la democrazia è figlia della scienza, della tecnologia, nel senso che, ripeto, quando mio padre è nato, 2/3 degli italiani non solo erano nei campi, ma erano analfabeti, non andavano a scuola. Il fatto di poter avere oggi 10 milioni di studenti e 1 milione di insegnanti è dovuto al fatto dell'efficienza produttiva e questo ha un'incidenza non solo sul poter mandare a scuola le persone, fornirli di mezzi di comunicazione, di cultura, di capacità di essere dei cittadini e non solo dei sudditi, ma anche al fatto che soltanto una società ricca può permettere poi la crescita anche dello sviluppo umano delle persone. Questo non è stato ancora ben capito, si parla spesso di diritti e anche di doveri, ma tutto questo deve poi dare un risultato che è quello di una società talmente capace di far fronte al proprio tempo da far sì che anche i lavori intellettuali meno redditizi in termini produttivi siano quelli che possono esistere perché la cultura è poi quello che permea la società. Insomma è un discorso naturalmente che io ho fatto in 200 pagine, non glielo faccio fare in 200 secondi, però è qualche stimolo magari a qualcuno di andare a vedere un po' quello che ho pensato. Noi siamo una TV cattolica, quindi le vorrei fare anche una domanda sul ruolo della religione nella società. Boncinelli, che lei ha citato l'altra sera, presentava il suo libro La scienza non ha bisogno di Dio, mi sembra. Però precisava che il fatto appunto, la religione è un fatto individuale. Direi che c'è anche qualcosa di più, anzi molto di più, perché sappiamo il ruolo sociale che la Chiesa, la religione, le organizzazioni cattoliche hanno poi nella società. Però è sempre bene che scienza e religione vadano ognuno per proprio conto. Ogni volta che si sono scontrati sono state scintille. Posso farle l'ultima domanda? Secondo lei la grande scoperta scientifica dei prossimi anni da dove arriverà? Dalla biologia, dalla fisica? Dall'insieme delle cose, perché ormai la ricerca è integrata. Una volta c'erano i barattoli, fisica, biologia, chimica, oggi è tutto
diciamo che ogni cosa è olistica, nel senso che tutto converge in un punto focale. Quindi è un po' come il gioco degli scacchi. Ogni volta che si muove un pezzo, tutte le relazioni tra i vari pezzi si modificano. Quindi non lo so, c'è una cosa comunque che temo per lo sviluppo. Da un lato la velocità della tecnologia rispetto alla capacità culturale di gestirla, soprattutto della classe dirigente. E l'altro è l'invecchiamento della popolazione e la diminuzione delle nascite, che squilibra completamente la nostra piramide demografica. L'ultimo libro che ho fatto era proprio su questo argomento. E ci sono studi, e ho conosciuto dei ricercatori che mi dicono che non è molto lontano questa prospettiva, di allungare la vita fino a oltre i 100 anni, 110, persino 120. Questo sarà un disastro da ogni punto di vista, sia perché il cervello non funziona con la stessa velocità dell'allungamento della vita. Le cure tra l'altro saranno sempre più costose, quindi ci sarà una società con un tale squilibrio sui costi sanitari che noi non ce ne stiamo preoccupando. E quindi per fortuna per ognuno di noi, ma purtroppo per la società, questo invecchiamento è ormai alle porte.